Vi diamo un caldo benvenuto da una località definita come il gioiello del mondo arabo, Jeddah, una delle città più popolose dell'Arabia Saudita, seconda solo a Riyadh. Passaggio verso la Mecca, una delle porte più grandi della regione. Ora è anche la città del Gran Premio d'Arabia Saudita. Allora, ci siamo. Diamo un'occhiata alla mappa del circuito cittadino di Jeddah. Come potete vedere, vi è un numero di curve impegnative che i piloti dovranno imparare durante le sessioni di prove libere. Come molti circuiti cittadini, questa pista ha il potenziale di punire i piloti poco attenti. Speriamo in una gara tranquilla, senza safety car. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. La giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position, con Charles Leclerc al suo fianco. E ora vediamo il resto della griglia. Sainz, Perez, George Russell e Hamilton. Fernando Alonso, Bottas, Magnussen e Yuki Tsunoda. Gasly, Vettel, Esteban Ocon e Mick Schumacher. Norris, Ricciardo, Guan Yu Zhou e Oscar Piastri, Stroll, Albon, Latifi e il ragazzo d'oro. È quasi il momento di accendere i motori. Ragazzi, bella raga. C'ho tutti l'alcume, ancora disastro. Come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pre-gara quando andranno a posizionarsi sulla griglia? Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva, un po' come i guerrieri si preparano per una battaglia. Gli imprevisti rendono sempre nervosi, ma questo in parte è un bene, perché consente ai piloti di concentrarsi sulla situazione e di prepararsi alla partenza del Grand Prix. Raga, disastro anche oggi, stiamo limando qualcosa, ma siamo ancora lontanissimi da prestazioni importanti, purtroppo. Buono raga, andiamo a fare il giro di formazione. Mentre inizia il giro di formazione, ogni pilota spera di poter trarre il meglio da questa gara, pronti a darsi battaglia dall'inizio alla fine. Mentre le auto si preparano per la partenza, noi speriamo di assistere a una gara emozionante, talmente memorabile da fare la storia del nostro sport. Ok raga, ci siamo. Vai raga. E si parte Gran Premio di Arabia Saudita, vai fioi. Piano Cume, non rischiare troppo all'inizio. La gara è lunga. Partenza non devastante, ma va bene. Conosco pochissimo sto tracciato, ho guidato solo adesso in prove libere, in qualifica. Vabbè. Mamma mia. Subito inizio sporco e schifoso. Questi circuiti cittadini li odio, madonna. E cerchiamo di prendere un po' la mano in gara. Lungo. Ragazzi, scusate se commento poco, ma veramente è duro sto circuito da imparare così. Che bello, se ne stanno già andando, ma non è che incredibile, non capisco sinceramente, mai cominciato così male. Ok, una bella partenza, proviamo a salire adesso. Mai cominciato in maniera così disastrosa.
Primo giro completato, ne restano 24. Ma non facciamoli scappare proprio subito. Niente, questa non riesco a farla giusta. Oh. Dai, pian pianino, Kuma, pian pianino. Circuito nuovo per me. Niente da fare, non riusciamo a guadagnare. Per il momento almeno non stiamo perdendo tantissimo, è già qualcosa. Però siamo ben lontani dall'essere competitivi. Siamo anni luce dalla competitività. E sì, ma arriviamo ultimi anche qua, non c'è niente da fare. Si superano con una tranquilla. Guarda. Il sottoscocca ha preso una botta, ma nulla di serio. Che bello. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Non riesco a tenere cioè non riesco né a tenere la macchina, quindi a fare curve pulite, e sul dritto sono una... Incontrando dei problemi, indaghiamo subito. Ecco, abbiamo dei problemi, perfetto. Che ci stiamo anche un po' avvicinando, abbiamo preso leggermente la mano. Confermiamo che si tratta di un problema al motore. Il guasto è stato risolto, ma continueremo a monitorare la situazione. Bene, cioè siamo già col guasto al motore all'inizio della seconda gara. Cioè va bene. Perfetto, insomma. Tutto nella norma, molto bene. Non riusciamo a prendere il nostro compagno di squadra. Questo è molto grave, purtroppo. Ai. Veramente, dopo 2 anni senza F1 non mi aspettavo un disastro del genere. Guarda. Faccio qualche giro bello, però nel complesso ho un ritmo gara spaventosamente schifoso. Speriamo sia solo perché l'inizio è difficile e la macchina è scarsa. Questa è la mia speranza. Niente, qua sempre delle sbavature. Ho messo chiaramente taglio curva normale, perché se metto rigoroso non finisco una gara praticamente, almeno per il momento. Malissimo. Tutto quello che può andare male sta andando male. Guarda. Niente, chiunque è più veloce di me.
E siamo penultimi. No, siete. Adesso siamo penultimi, che bello. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Oh, un sorpasso. Yuhu. Che disastro. Non ho mai visto un IA così forte a sto livello. Lungo. Blue Yeti. Microfono nuovo che almeno così sono più comodo nel parlare. Ci sono dei bug, vedo qua. Comunque, vabbè, penso che abbasserò a 75. Sì, 75, ciao. Penso che abbasserò a 85 il livello di difficoltà perché secondo me o l'hanno aumentato, boh, non lo so, ma così non posso andare avanti, è un supplizio. Certo che c'è da dire Abbiamo che effettuato tutte le soste a disposizione. le bug Quella nelle era ombre l'ultima. in questa gara, che non capisco se l'avete riscontrato anche voi. Comunque siamo penultimi, perfetto, tutto regolare, tutto bene, tutto perfetto, tutto meraviglioso. Siamo noi, le pippe dell'Italia, siamo noi. Poi gare noiosì, cioè, ma tutto quello che avevano detto, cioè, mi sta scendendo l'hype a dismisura. E vabbè, ciao, però mi sono tutti i coglioni, ma la macchina non sta in pista, ragazzi, cioè, ma... Ho capito che sono fuori forma, ma non posso neanche essere diventato così. Sono le ombre buggate su sto GP, secondo me, però. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo Che un po' della bello. sua Beh, perché energia. tanto li sorpasso tutti. Cioè, ragazzi, taglierò tantissimo che su sto video non posso ottenere tanto registrazione, perché cioè, cosa mettiamo? Io che guido contro Oscar è nei box. Oscar nei contro box. le ombre buggate, dai. Male, 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 ragazzi. Male, male, male. One disaster, Beppe. One disaster. E Stroll sta arrivando oltretutto, cioè io chiaramente devo subirmi anche Stroll. Che Il bello. distacco dalla vettura che ti precede è 6,4 secondi. Cioè non riesco. Ma guarda che. Neanche andando 2 all'ora la tengo. Il Cume sta schizzando, ufficiale. La seconda gara stiamo già schizzando malissimo. È già un total disaster. L'auto davanti ti rifila 6 secondi, 6 secondi. Questa gara non la conosco neanche, ma non ci siamo minimamente. Adesso vediamo con i primi aggiornamenti, speriamo sia solo quello, ragazzi. Beh, almeno penultimi, sarei già contento, cazzo. Niente. Nulla da fare, Beppe. Siamo contro il nulla, neanche nessun incidente, niente, proprio la gara più noiosa del pianeta. E meno male che deve essere tutto il contrario adesso. Stroll sta arrivando, ovviamente. Sono così lento che qualsiasi persona va il triplo più veloce di me. Stai perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. Vabbè, sta gara non fa testo perché è la prima volta che ci corro, però comunque anche il Bahrain disastro assoluto, cioè non... boh. Ah no, arrivo ultimo anche qua, ragazzi, è ufficiale. Qua sbaglio sempre. Vabbè. Adesso sono anche un po' nervoso, quindi ci sta. Però
Vedere sto supplizio è brutto. Sono io il primo a riconoscerlo. Un'ardita GP disastrosa, oserei dire inaccettabile. Finora nessun ritiro gara iper regolare e un cume iper scandaloso. Tutto questo crea un mix letale per il mio nervosismo. Pochi giri per fortuna, è una sofferenza atroce. Ormai avevo stato andati ai box, Stroll, per fortuna, almeno quello. Quindi forse riusciamo a tenere la 21esima posizione, ma gli altri sono a 14. Cioè, mi sembra troppo stracciata la differenza rispetto agli altri anni. Capisco tutto, avevamo già 2 benchmark, in Bahrain soprattutto, gara che amo. Non lo so, non so che dire, raga. Non so veramente cosa dire al riguardo. O ci sono dei bug che con la, non so, non c'è ancora la patch, che ne so cos'è. Bene. Bandiera blu. Doppiato anche stavolta, che bello. Non cercare il duello con la vettura dietro di te, lasciala passare. Che tristezza infinita, doppiato in 2 gare consecutive. Bisogna rivedere tutto, raga, se no prendo il sonno mentre guido. Non capisco veramente, oddio. Poi gara noiosissima, neanche un colpo di scena, mamma mia. Gara non atroce, da più. Two laps alla fine. Distacco dalla vettura Anzi, che ti uno in realtà. 19,8 secondi. Finiamo sul supplizio. No, provo a mettere 85, ragazzi, cioè. Mi vergogno un po', però devo divertirmi, così è inaccettabile, almeno finché non facciamo i primi aggiornamenti importanti. Poi rimettiamo 90, che per carità non è a livello mostruoso, però il mio livello, sempre giocato, ho vinto mondiale a livello 90, cioè, vabbè, ciao. Cioè, voglio dire, non è un gran livello, ma neanche una merda. Cioè, ma qua c'è una differenza atroce. Non capisco sinceramente. Sta gara è comunque di una schifezza, mamma mia. Meno male che devono cambiarla anche, per fortuna. Ma brutta, brutta, brutta. Non mi piace per niente. Ma un cume a dir poco. Bandiera blu. Zio cane, catastrofico. Un cume senza senso. Bandiera blu. Ma basta. Crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Max vince. E noi arriviamo 21esimi, non ultimi. Yuhu! Male, male, male. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Vabbè, tanto. Quello che vale sta macchina. Disastri su disastri, raga. E così termina il Gran Premio d'Arabia Saudita. Una grande dimostrazione di forza da parte del team vincitore di oggi. Sì. Ancora vittoria per Verstappen che sta volando. Cosa pensi abbia contribuito a questo risultato? Credo si possa ridurre tutto a una prestazione impeccabile sotto ogni punto di vista.
Non sbagliare una curva, leggere il tracciato, applicare le giuste strategie di squadra. Non ne hanno sbagliata una. Sì. E il risultato lo dimostra. Bravo Max. In questo momento i piloti si stanno avvicinando Guardalo, al podio. lanciatissimo, Vittoria Max. spettacolare per la Red Bull. La loro prestazione è stata impeccabile. due Ferrari, oh, sempre tenendoci così sulle spine pazzesco. dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni alla scuderia. Bravi. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Max Verstappen stacca ancora di più gli avversari in classifica dopo una grande prestazione. Dunque, Mamma chi mia, definiresti Super Max. il miglior pilota di giornata? Red Bull Devo Ferrari pari. rispondere Bene. Lewis Hamilton. Sembra una... Noi siamo disastrosi. Niente, ci abbassiamo un po' il livello e vediamo, dai, forse qualche aggiornamento un po' più, come si dice, un attimino più devastante, magari lo possiamo anche avere, grazie. Intanto aerodinamica, ok, perfetto. Cioè, in realtà non siamo neanche l'ultima macchina, non so che minchia dire. Un giornalista sta chiedendo chi vedi come rivale. Dacci il tuo parere. Ah beh, va la Vettel. Lo batteremo sicuro. Ok, Vettel. Ci sei? Possiamo andare avanti? L'hai gestita bene. Ah! Grazie. Veramente un fenomeno. Il fenomeno del Baltico. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza Buono. problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. E qua avevo ancora... Allora, possiamo vedere qualcosa? Ok. Ripeto, non siamo neanche i più scarsi. C'è qua il quadra. Che non cosa. Ma va bene. C'è un problema che richiede il tuo aiuto. Grazie. Apprezziamo il tempo che ci hai dedicato. Grazie a te, bell'uomo. Ok. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Ok. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Raga, un saluto del comandante veneziano, prossima tappa Australia. Spero almeno di fare una gara dove ce la combattiamo un po' per il 18esimo, 17esimo, 16esimo, perché sennò so cazzi. Ciao!